ci si perde fuori dal tunnel. ora quando Oggi c'è la premiazione, anzi non la premiazione, che la Barletta viene premiata come la pista di Pietro Mennea viene inaugurata e viene premiata. No, ieri facevo discussione con una... ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Good morning. Ieri feci polemica con un amico, cioè noi ci prendiamo soddisfazione dalle cose scontate. L'avevano fatto 2 anni fa l'inaugurazione. E non scusa, portate qua il ministro, Sì. a vedere sto bordello, che non se ne show nei parcheggi. Che schifo. Poi dicono che ci lamentiamo e contestiamo sempre. Portate qua il ministro. E poi Good morning, Mr. Leila, come stai? Tutto a posto? Ah, Champions League? e detto che dall'inai il domani ci ha fatto che. E dottore, ieri non ci sono problemi. Se volete vado anche oggi. Cioè, Dici, veramente. ma è possibile uno come te, uno bello robusto, dici? Bello, Zampa. Bello, dici. Allora, buongiorno, buon martedì. Martedì vento a ciammana a caccione. Oggi meno la caccione. Io oggi tutto avvendato, cioè. 28. Gente passa. Angastata ieri, Mangasse. Signore, ti ringrazio. C'è cosa mangasse? Quante tre che si è? Ora. Noi anticipiamo molto. Ora è scemo. E il 23 noi riscuotiamo. Sono contento. Allora, Buongiorno Rossella Maffione, buongiorno a Paolino, buongiorno Mary, ciao. Oh, quanta bella gente stamattina. Vicky, buongiorno. Chi è questa? Vicky è una nuova? Vicky è una nuova, non la conosco, sinceramente non ho mai avuto a che fare. Presentati, Vicky, come ti chiami? Ragazzi. Ormai è diventata la madrina di Barletta adesso, di Vicky. Allora, for a girl. Scusa. Se mi sapete. Comunque ragazzi, questa è via Madonna della Croce. Comunque sta avendo un successo questa canzone. Cioè, la gente all'inizio ride come al solito, ci deride perché è barlettana, però poi appena l'ascolta, gli piace tantissimo, gli dice che è molto bello. Ciao Paolo! Però io e te dovevamo stare a cantare. Hai ragione. Ma parlè con me sta zucci. Buongiorno signora Damiana Sciascia, buona giornata anche a voi. Col signor Enzo Bonefist. Ancora sapi? No, impossibile. Enzo, oggi vengo a trovarti, se non è oggi a Crecce, non è crepe scre. Allora ragazzi, devo dire che io non sto partecipando con le mani alla costruzione del cumulo della Fanova, però è un'operazione che stai facendo spettacolare. Speriamo che... Io ho visto la fotografia, bellissima. Tu non hai visto niente, ieri credimi, Francesco. No, Ruggero stavo prendendo perché venne Ruggero, un amico, a aiutarci. L'ho visto. Ieri c'è da dire che... auguri è buone feste. Enzo, che vuoi da me se quello gli viene da ridere ogni volta che dice quante buone feste? Enzo Delli sei il mio. Allora, la festa, avete vita a No, io fino a quando muore. È vero. Perché mi piace assai, sta canzone mi piace assai. Comunque vedi, ha fatto... Tutto pronto per la Fanova? Siamo quasi... Il trenino hai mollato? No, il trenino non si fa per vari motivi. Che se sei motivi, Franco, no, ma ti ingazzerai proprio di brutto. Cioè, per tutto quello che fa schiaccialaccio da lato. Io mezzo Attenzione. Cioè, ma scusa, ma se mi hai visto che sto girando, perché acceleri? Ma io ho capito, io non sto facendo discussioni, è il modo di guidare che abbiamo. Perché non lo vuoi fare passare? Se io sto a metà, perché acceleri? Cioè, è quello che mi fa arrabbiare a me. Cioè, è ignoranza, è pure ignoranza. Stiamo tranquillo. No, io sto tranquillo, ci pigliamo spaccare in guerra. A posto. E lo No, è bugie, sto sapete. scherzando. Però queste cose, io dico, ci vuole il buon senso. Se tu vedi che una macchina, vedi tipo questa, sta a metà, perché acceleri per non farla passare? Cioè io quello che dico io. Cioè,
Vuoi divieto accesso? Come? No. Ah no, da dove? Hanno messo il divieto. È divieto. Vai a destra adesso. Hanno messo il divieto. Vabbè, vedi un po'. Ma scusa, è possibile. Per il lavoro. È divieto accesso di qua. Boh, vedete. No, possibile. Stanno a fare il lavoro qua. Non vedo. Ho visto un cartello. Ah sì, si faceva il giro. Vabbè, ci hanno messo la multa. No, non penso. Stavi di vigile. Sì. Perché non fa il trenino? Vuoi dire una cosa tranquilla? Che è successo? No, il trenino non si fa innanzitutto per nostra ora. Fai per... la pensione per il trenino? No, dai, non dobbiamo Enzo non fa niente, deve essere una Enzo. battaglia. No, noi li faremo sentire malissimo a questa gente, che io quello voglio, che li volevo far sentire male alla gente che ha contribuito a non farlo fare. Io quello. Il motivo dicono, allora, piano piano. lo diciamo senza però io lo voglio fare, questa polemica non la voglio aprire ora, perché voglio farmi il falò serenamente, capito? Dopo il falò esce il fuoco, hai capito? Perché nulla, ma poi c'è un fuoco, prego. Se non la facciamo un fuoco, una cosa alla volta. Sì, se no ancora poi c'è ancora questi qua che sono vigliacchi, mo mi devi fare incazzare, Franco. Questi sono vigliacchi che ti bloccano anche il falò, ancora non pensare, che è gente veramente di merda. Brick by brick, facciamo un falò e dopo si allora io mo non voglio, capito? Perché questa è gente che veramente è cattiva, perché pur di prendersi il gusto di The Gate, vedete? The Gate, un amico mio, quello è un amico mio, non so se lo conosci, no, Franco? ci conosco. Lascia, non ti agita, lascia stare. Vediamo come vogliamo il trenino. Tutti quanti vogliamo un trenino. Mary, ciao. Vogliamo le firme. Sarebbe bello, veramente uno schiaffo senza mano. Cioè, ma c'è catellone. Lasciate pure con Berma. Che sta qua? Enzo Bellino. Ah, qua sta Enzo Bellino. Un grande Vincenzo, voglio. E poi è una zona che non mi fate me. Facciamo vedere poi. Che tu stanno in love. Tu stanno in love, che tu stanno. Però ci usiamo la manetta, non si fa manetta perché c'è un coso. Sono recinto. Va bene, pazienza. Hai capito, carissimo fratello? E mo vediamo, mafia, dai. Io dico, questa è gente che veramente devi stare attento, perché non crede nella comunità della città, gli dà fastidio, cioè reca fastidio. Io non lo so perché. Allora vuol dire che non volete migliorare questa cosa. Ah, questo è bello. Da vicino. E qui che questo rottamasce tutto rottamasce. Che fa? Vedi qua. Dove che sa male. È vero. Ci hai visto quello? Ti voglio ringraziare ufficialmente in diretta. Grazie San Vincenzo. Tu sei un santo, allora. Ciao bellezza. Tu sei un santo. Meno male che stai tu. Ha alzato il coso. Se non era che io, se non era per lui. A bene Bellino, piacere conoscerti. Hai alzato un coso, giù la chista. Tanto di cappello, giù il cappello a Bellino. Grazie ciao. Enzo, buona giornata. Ciao. Ah, porto no, fece io, mi trovo in difficoltà, noi lo dovevamo. Noi lo dovevamo fare a mano e con le corde, sì. Ci vidi in difficoltà la persona e noi dice te non ti azzardare a fare filmati perché non voglio nessuna pubblicità, disse. Ti do una mano perché si guagnano che amate la città e quello. E l'ha sollevato. E lui grazie facete venire 3 macchine, 3 gru. Certo. Cioè, ma tu che sei del mestiere, quanto costa all'ora quella cosa? Si è messo veramente a disposizione ed era dovuto a Vicins. Grazie a Enzo perché veramente è un santo uomo. Lo voglio ringraziare pubblicamente a tutti, ragazzi, veramente. Proprio buongiorno Leello, ti voglio un mondo di bene. Raffaele, che bello Raffaele. Ciao Raffaele! È un ragazzo stupendo Raffaele.
E qui salutiamo purtroppo agli amici sperando che avete una pronta e buona guarigione a tutti gli amici del Di Miccoli. È l'ospedale di zio questo. Sì. Di Miccoli. Ah, in presente? Primo grado. Ma tu? Non sapete che sta sempre. Allora quello ospedale stanno lui da mezzo di quello. Sono discendenti di primo grado. Sì, no, sto scherzando. Cioè, non lo sapevo non che. si vede che sono siccome che dei Miccoli siete sai, Barletta, vero? Ma per esempio l'ex sindaco ti siamo appartiene? cugini indiretti con Giuseppe, insomma, acquisiti. Comunque, ma non si vede che sono santo pure io. Tu sei una santa persona, oltre a Vincenzo De Bellino. Io sono circondato da belle persone. Eppure no. Come Peppe Di Bari. Come state da feo, l'ho visto che si è tagliata la mano, perfetto. Freddo giudicetto, Peppi, state fermo. E vabbè, però un ragazzo che è laureato. Sì, si sta dando da fare. Michele Antonucci. Uè! Gigi. Ah, dove è Cusalt, Michele Antonucci. Che persona. Ho capito chi è quest'altro. Questo è un altro fratello nostro. E dove stai questo? Dove stai? Sta a fare che? Oggi c'è da fare qualcuno. Antonucci è il perro della Fanura, cioè è lui e basta. Ma c'è la tuta. Bravissimo. Lui per me è il numero uno in assoluto della Fanura. Cioè, se si fa il falò è grazie a Michele. Ma questo lo dirò anche quel giorno, perché quel giorno si metteranno tutti in mostra e vogliono venire e lei da battere da mezzo ci vedono. Cioè, fate che non ci vogliono show. Ciao Peppe Di Bari. Ciao Peppe. Ragazzi, dove sta la Fanova? Basta andare e dare una mano, ognuno può servire. Usi o la vedi stiamo qua. Ma che c'ha la pure a noi. Dove andare, ognuno va là, ma passate in zona. Ah, proprio sì, la chiudiamo là la diretta. Però anche io c'ho da fare. Ragazzi, poi un'altra cosa, voglio salutare di vero cuore perché ha avuto un'operazione, grazie a Dio tutto ok. Angelo il parrucchiere, un mio carissimo amico Angelo. Sì? Vabbè, gli faceva una cosa della gamba, una vena che gli dava fastidio. L'ha risolto. E voglio passare di qua proprio Angelo sì. Un saluto e un abbraccione Angelo, Andrea Di Miccoli, Nato Di Miccoli. Buongiorno Lello, ciao Andrea. Ciao Angelo, allora stai bene, Sì, grazie a Dio, non è niente di. Quante farmacie? Quante farmacie? Questa è un'altra zona, zio. E allora, buona giornata Rita Genchi, buongiorno anche a te con il cuore giallo. Il cuore giallo che significa? Cuore giallo. Il cuore pieno di sole. No, giallo così, giallo, morirai senza assaggiarlo, così. Sì, vabbè, quella è una cosa dei bambini. A proposito, ma vedi da Barzelletta. Ehi, attenzione. No. A scagliare hanno patimo un fetto da lavoro, un figlio mi trovavo io, un figlio del patimo, dice papà domani dobbiamo portare il tema 3 tipi di frutta che assomigliano alle tette. A mulai, a mela, a pera e a cipolla. E come sono papà dice? Allora, a mela sono quelle belle rotonde e grosse, quelle no? finte, che adesso non diciamo. Quelle a pera sono quelle a punta, e chi da cipolla, chi da belga, quelli vanno a mandare chieccia. E quelle a cipolla, che quando li vedo, sono quelli di mamma, che quando li vedo mi viene da piangere. È bella questa, Ed è anche pulita. Pulita proprio no, però di seno si sta parlando. Non è che sta parlando. Ormai ma che è successo qua? Guarda, questa è un'altra cosa. Io a zona franca, devo rottamento. E se parlete. Guardate ragazzi, i colori che c'ha il mare in inverno a me fanno impazzire. Mi piace assai. Il mare d'inverno. Loredana per te. Vedi che colore. Oggi è un colore aspetta. petrolio. Auguri e buoni feste. E buoni festi.
ti scasaiei. E vabbè, ormai diciamo che è il nostro cavallo di battaglia. Non è che ha avuto una spada, no. È una cosa che è goliardica, simpatica. La schiuma del mare, vedi? Un trend. Oh, a proposito, lo sai che ieri due amici, due ragazzi che voglio fare i complimenti. Mi stanno fatto bene. Non la conosco, questa è la figlia di un mio amico. Si hanno fatto bene? No, hanno fatto una cosa grandiosa, sai quale, Franco? Hanno tagliato con la sega elettrica quel tronco che stava là. Ah, e te dici? Bellissimo. E l'avete portato via? No, l'abbiamo fatto già a pezzi, però devono finire un altro pezzo, perché lì praticamente c'è la sabbia sopra. Quello è 20 anni che stava là. Ecco, bravo. Vedi che fascista comunque mi ha accesso a spezzetti. Bella fagone fascista. E c'è paura, non è che a quest'ora, capito? Stanno tutto giro, abituato a restare. Quindi domani comunque rientro. Ragazzi, sì, domani rientro e voglio lavorare e sperando che non mi faccio più male. Ma tu pensi che mi voglio fare male, zio? Mi tamano so poco ormai. Manneggio, diavolo, manneggio. Io ho capito una cosa, che sto caffè vecchio, sto che arrabambiccio. Oh, ma non è caffè, tendo cose enzima. È bella. Ehi, vedete il riflesso del sole, ragazzi. È qualcosa di eccezionale. Angela Di Catalo, stupendi colori. Immaginate ragazzi che è 28 novembre. Bravissimo. Da nessuna venduta. Non ce n'è, il clima che sta qua, non ce n'è. Il sole accorre. Dovete correre, non dovete solo camminare. Siete in diretta. Ma quanto sfatti, Cristiano. Oh, dai, spottiamo. Su! Veramente, ma dobbiamo scherzare, la vita è bella proprio perché. È permaloso. Fino a quando non offendi. Buona giornata! Vedi come ride la signorina? Però quando io dico di fare le interviste qua, tu è freddo, ma dicete che non vuole. Tu basta chiedere alla gente, posso intervistarti? E ci metti sopra la panchina e ci facciamo il reset. Va bene, da domani. Da quando Enzo dice sempre no, la privacy. Sì, vabbè, comunque basta che chiedi. Devi dare sempre conto, caro zio. Dice, posso intervistarti? Sì. Non è che dice quella. Sì, vabbè, no, è logico. Anche ora stavo scherzando con le ragazze. Poteva anche dire. Poi una delle due la conosco, è la moglie di Mimmo, un mio amico. Che se ne cazzo di me. Io ho detto cazzo di Veniamo qua, ci mettiamo sulla panchina. Ecco! Ragazzi! La fa 9. C'è un ragazzino. Ma come si dà da fare quel ragazzo? È venuto a portare l'altro. Ma con le porte ci sta pigliando i putti. Ma ci usano a sbundere. Mette contro luce. Mamma mia che bello, ragazzi. Solo subito, non si va, maestro, taci da te, taci contro lo sole. Ah, c'è. Ascolta tutte te, dici. Francesco! Questo è il ragazzino? Sì. Lui va a scuola dopo scuola, là. Io scanda devi schidare, basta, sta puzza che no. Francesco, tutto a posto? Francesco? Guarda, ragazzi, è un'iniziativa incredibile. Vedi dove arriva il palo? E sopra cosa avete messo? Sono 19,72. L'altezza? Beh, ragazzi, salutiamo, che dici? Sì. Vediamo qua. Vogliamo salutare, salutiamo. Ciao ragazzi. Buona giornata a tutti. Barletti. Venite a lasciare le legne, ragazzi. La legna qua, venite da la legna. Un divanetto là, un divanetto. Quello è un divano del 700, quello dobbiamo fare un cibo, ma fa la festa. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata. Salutiamo Francesco, il ragazzino prodigio. Però Francesco, c'è la scuola, che ce ne va a scuola, c'è. La prima cosa è la scuola, no. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata!